Ok, vedi adesso? Ci senti quello? Ok, un problema del Bluetooth che ho aggiornato stamattina. Hai fatto Magic? Sì, Ok. ok, devo ricordarmi solo di riattivarlo qua. Ok, adesso mo mi senti. Facciamo tutto sempre in tempo reale, quindi ogni giorno un problema, ogni giorno una soluzione, ragazzi. Allora, Ciao dicevamo, quello. il primo caprone è Francesco. Sì, perché Caprone Francescone. Il prossimo sarai tu. Sì. Allora, perché abbiamo scelto di portare sto gioco in live? Ma non vuoi dare tutto il tempo del caprone a Francesco e farlo andare a destra e a sinistra? Vai Francesco, ah, guarda come suona bene. Muoviti, France. Forza. Poi si uniranno anche gli altri e gli diamo altri nomi tranquillamente, eh. Quello ci senti adesso? Ma Quello perché perché stai da YouTube lascia adesso? sta, ha fatto un piccolo cambio, va bene così. No, va bene. Lascia fare. Ma perché povero, no, povero Francesco niente, quello dato che prima ti manda messaggi dove ti minaccia dicendo tu non ti fai più sentire il colpo. Lo contatti, gli dici che gli vuoi bene, sentiamoci oggi e ti costa. Ah, allora di base, comunque, battute a parte, volevo portare sto gioco perché l'ho provato già dall'inizio e dal setting sembra molto particolare. Dovremmo portare al pascolo queste creature, ci sarà una storia da seguire e da capire, lo trovo eccessivamente rilassante, quindi perché Troppo no? questo dubbi. Perché no? Dice da Twitch non va un cazzo, io non vedo questo dubbi. Vedi un attimo, Tengo io in live. vedi un attimo, che mo dovrebbe essersi risolto anche il problema lì, contatta il servizio tecnico di Meld. Funziona, si vede? No, Devo ricontattarlo. è tutto nero. Ok, allora, mi hanno detto una grandissima cazzata. Prima si vedeva però. Allora, aspettate. Minacci di bannarmi e quando ti dico cose belle non fai niente. Ricontrolla un attimo, ricontrollate un attimo su Twitch. Va. No, domani riapro un'altra segnalazione che da quello che mi avevano fatto muovere poteva essere quello, in realtà non era così. E quell'opzione. D'accordo. Mo si vede? Ok. Funziona più la mia soluzione stacca e riattacca che Sì, l'impostazione che mi vabbè, hanno che dato. lascia Vabbè, stare, sì, va sì. bene, ok. Ma domani gli mando un'altra segnalazione, ma più che altro è che magari questo problema si presenta anche a qualcun altro. Però prima si vedeva perché è apparso pure Gabri e non mi ha detto niente. Gabri è quello che però ha Sì, sempre meno problemi. Gabri non ha mai problemi, non si sa perché. Allora, noi l'altra volta al massimo, un paio di sere fa, io e Gianmarco siamo arrivati qua Sì. davanti. Poi più di questo non abbiamo No, no, abbiamo visto. visto solo lo start per capire se il gioco era decente o meno. Ma sembrerebbe proprio di sì. Allora, tranquillo, rilassante, andiamo a fare un giretto. Mi ha stupito perché dalle foto e dai video che avevo visto era tutta pianura, bei paesaggi e tutto. L'inizio così mi sono detto aspetta un attimino. Godo, va, perfetto quello. Allora, fermati un attimo. Ecco qua arrivammo. Allora, vediamo un po'. C'è un piccolino. C'è un piccino. Quello, C'è un eccolo. cucciolino. No, vieni qua. No, vieni qua. Torna qui, quello. Vieni qua. Quello. Dai, tu sei quello. Quello, vieni qua. Quello. Senza che ridere, se non muore. Quello. Allora, aspetta. Forse se facciamo entrare Francescone, muovi avanti. Ecco qua. Ok. A posto. Vai dal picciolino. Allora, si chiama, non ricordo il titolo, aspettate, Earthlings. esatto. La trama non c'è stata presentata, cioè non c'è stata una vera e propria introduzione. Noi siamo dei barboni, dei Barboni. senza tetto, ci siamo svegliati sotto a un ponte, siamo usciti fuori da lì e abbiamo incontrato una creatura con un secchio in testa. E a quanto pare L'abbiamo il mondo è liberata. vuoto. Il mondo sì sembra un Non c'è più attimino. nessuno, sembrerebbe. Devastato Quindi quasi. stiamo andando avanti e stiamo cercando un attimino di capire. Allora, È lui. il È calicorno. lui. Eccolo Ecco qua. pure Adesso ne abbiamo due. quello.
Inserisci nome. Quello. Io mettiamo 89 per esempio. Quello 89. Anzi no, facciamo proprio il nickname. Underscore non posso farlo. Quello 89. Non posso. Quello 89. Allora. Fanno amicizia? Oh, stai facendo amicizia con Francesco, quello. Allora ragazzi, andiamo. No, non fare amicizia con Francesco. Che nome di merda? Ma è il tuo. È il tuo. Sei tu, scusami. Che lo dovevamo chiamare? Filippo? Allora, possiamo provare. Fermi, fermi, non andate contro il muro. Potete chiamarlo Piero Pelù. Il prossimo lo chiamiamo, ma non è che ne prende. Ecco, già ce n'è un altro qua. Hai visto quello? Ecco Piero Pelù. Regina di cuori! Però ci sono tutte ste lattine a terra. Aspetta, se facciamo casino. Non devi fare rumore, lo zio. Non devi fare rumore qua. Secondo me scappa se fai rumore. Sei calmato? È cieco? Sei calmato? Oh, sta caricando, eh? Ehi? No. Ehi? Buono. Ehi? Piano. Piano. A posto, preso un altro. Sì. Allora, come lo chiamiamo questo? Piero Pelù. Piero Pelù. A posto. Anche perché in chat per ora c'è solo quello, quindi dei nostri altri amici per ora nessuno avrà il nome. Piero Pelù. A posto. Uno lo dobbiamo chiamare anche Gabri però. Ok, perché giusto. Gabri prima c'era, quindi se lo merita. Allora, squadra, di qua. Aspetta, squadra, fermi tutti. Fermi. Piero. Fermi. Allora. Seguite il Ride Master, viene qua. Ok ragazzi, di qua con tranquillità. E qui c'era il bivio. Ok. Guarda che squadra. Belli. Il caprone principale davanti. Benissimo. Allora, fermi. Fermi. Sì, assolutamente. Torno dopo, intanto culo. Va benissimo. A dopo. Ok, ci danno anche una mano a spostare qui le cose. Forza ragazzi. Ecco qua. Allora, c'è un bel poster proprio di codeste belle creature, però in un ambiente più naturale. Ehi, fermi, fermi. Ok, è cambiata l'immagine. Sì. Vogliono essere portati lì. Ok, portiamoli là. Ok, quindi voi non siete animali comuni, avete anche una sorta di magia, qualcosa, perché... Là dov'è? Allora, Giamà, mo là dov'è? Ok. Questa era Rete Marano. No, non pensi che è Rete Marano, Giamà. Che quella strada sembrava la Mediana, però no, no, Giamà. Va bene, iniziamo a camminare, vediamo un attimino, ci daranno qualche indizio. Allora, noi andiamo con tranquillità, dall'altro lato non c'è niente. Guida continuamente, tieni premuto RT. Fermi, fermi. Di qua. Ok, quindi riusciamo a fargli fare anche i mini movimenti tenendo premuto. Fermi. Ehi, gioco non laggare. Ok. Allora, di là non c'è niente. In città non c'è praticamente nessuno. No, al momento esseri umani non se ne Niente. vedono. Che non so se sia una cosa buona o no. Forse no. O per meglio dire perché siamo rimasti solo noi qua. Ok, beh ragazzi. E là c'è la montagna.
Con questo bastone, con quello che ci ha fatto prima, facciamo comunque apparire dei fiorellini. Noi così stiamo riuscendo ad attirarli. Mo' ci sto facendo caso. Ok. Quindi c'è vita in città. Si stanno Sì, aprendo. qualcosina sì. Allora, ragazzi, attenti. No, no, di qua, di qua, di qua. No, no, non rompete le macchine. Fermi. Ho rotto una macchina, Gianmarco. Anzi, non fa niente. Non penso che il proprietario se la prenderà. Ok. Ok, ragazzi, andate belli diritti di qua. Ok, stiamo lasciando la città. Oh, va là che bello. Ecco, mo siamo nella steppa. Allora. Ok, lasciamoci la città completamente alle spalle. Via tutta sta roba brutta, cupa, tutto grigio. Cattiva. Tutto proprio, madonna mia. E vediamo un attimino dove dobbiamo andare. Allora, eccoci qua, ragazzi. Ora mi date qualche indicazione? Cardling. Abbiamo finito l'intro. Finito il tutorial. Allora, accarezza quello. Quello vieni qua. No. Ecco qua. Posto. Bravo quello. Bravo quello. A posto. Povero quello, ogni tanto. Bravo. C'era un menù la tua mandria. Ok. Così ci fa vedere, però non ci sono comunque caratteristiche, statistiche o quant'altro. Ok. Allora, ragazzi, andiamo. Dove andiamo? Poi mo cerchiamo un attimino di capirlo. Allora, di qua possiamo solo andare diritto. Ci sono delle casine. Ora, se tutto questo è esplorabile e ci sono delle cose da trovare in giro, Tanto di cappello. va bene. Oh, qua c'è una casetta già là vicino. Hanno solo che là non ci possiamo accedere. Ok, perché è tutto chiuso. Ok, ok. Dobbiamo solo andare L'esterno diritto. però non sembra deteriorato, cioè non c'è proprio costruzione al di fuori No. di questa città. Almeno non nei confini, che è un po' strano per una città non avere proprio niente subito fuori. Oh, bellissimo, sì. Prepara la carica. E li fai andare più veloci. Ci sta. Onesto. Se no ci metti 6 anni a giocare il gioco. Giustamente le direzioni in base a dove li sposti tu. Sì. Tropperia. Vai ragazzi. Vai. Ma qualcosa C'è un fattore. Sì. No, quindi la vita c'è ancora, Gianmarco. Non possiamo interagire col fattore. No. Questo comunque è fatto per farti vedere che il mondo, ecco, è vivo. Solo che la città è cupa, sporca e tenebrosa. È tutta grigia. Tutti insieme. Sporca e tenebrosa. Ok. Avete caricato il potere? Via ragazzi. Sempre diritto di qua, non buttate il palo a terra se no è un casino. Non butta al terra. Ok. Al momento è un viaggio abbastanza tranquillo, non penso ci siano altri animaletti in giro.
si devono un attimino ricaricare. Andate di qua. Ok, un po' di riposo. Intorno non c'è niente. Allora, lì c'è un altro cartello direzione montagna. Oh, c'è il treno. Quindi stavamo là, allora, non capisco. Siamo dei poveri emarginati dalla società. Ma che ti stanno dando? Oddio, sarebbe un plot twist. Il problema è perché queste creature hanno chiesto a noi di farsi riaccompagnare. Questo effettivamente pure sta da fare. Passa un altro treno. Ah, ci dobbiamo buttare proprio. Ragazzi, qua dobbiamo andare velocemente. Ragazzi, presto, presto che se passa il treno è finita. Forza, ragazzi. Ma perché Francesco è il culo pesante anche nel gioco? Questo non te lo so dire. Ecco qua. Mettiamoci un attimino più al sicuro. Allora, seguiamo i binari a sto punto. Di là non c'è niente. Pure io sono sicuro che un altro qui in mezzo c'era, ma non l'ho visto proprio. Dai ragazzi. Ok. Un po' d'acqua oggi? Sì, grazie. Subito. Ok, per rallentare così. Ok. Allora. Bisogna stare attenti a non fargli fare del male. Allora, aspetta, facciamo così. Fermi, fermi. Andiamo da quest'altro lato. Allora, vediamo prima qua che c'è. Piano, attenti. Ok. A posto, ce l'abbiamo fatta. Siete pronti? No, in realtà ve lo devo prima aprire a voi. Aspettate un attimo. Aspettate. Fermi qua. Fermi qua. Ecco qua. A posto. Problema risolto. Non lasciate Francescone dietro che è vecchio. Si perde. Francesco Alonna. Sta iniziando pure a piovere. Sì. La cronopioggia. Oh, che bello. No, spero proprio tanto di no. Scusa. Oh, cronopioggia. Settimana prossima ritorno. Che bello. Con calma, con tranquillità. Allora, di qua siamo riusciti a passare. Mo' ce ne andiamo un pochino di qua. Altri io non ne vedo in giro.
Allora, se andiamo di qua... Fermi un attimo, fermi un attimo. Allora, dobbiamo spostare sto treno. Ma no, pensavo che sia Dai, andato ragazzi. Francesco. Ok, ecco, almeno c'ha ste cose intelligenti. Vabbè. Se devi fare ste azioni, non le devi fare arrivare fino a qua, ma basta che la inizi. Ottimo, ok. Ok, fermi, fermi. Là, e là. Ecco qua. A posto. Ipso fatto. Allora, proviamo a spostare questo ancora più avanti, magari ci serve per qualcosa e non dobbiamo tornare indietro. Noi ci mettiamo anche al coperto e stiamo un attimino più tranquilli. Ecco qua. Allora, vediamo un attimino prima noi se c'è qualcosa. Mm, 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 mm. Una volta che saliamo qua, ce n'è un altro qui vicino. Eccolo qua. Oh, Ehi, c'è ehi. il manto rosso. Sì, Oggi questo sono io allora. Questo è Jammox l'anziano allora. rosso. Aspetta, dobbiamo fare prima così. Serve l'aiuto degli altri. Allora, loro non possono saltare, quindi dobbiamo capire un attimino come farli arrivare da quest'altro lato. C'è grande temporale fuori. Ok, col frutto forse loro mangiano e si riprendono. Può essere. Allora, andiamo a darlo a quello che non sta bene. Magari questa è la parte per farti capire come... Ecco qua, dai da mangiare. Frutto, Ok, ci sta ok, Jammox, si attiva con la roba da palestra, come i ok, frutti. ci sta. No, che fatto il manto rosso. No, c'è la colonna. Vabbè, questo sì, voglio essere comunque. Mi piace. Quindi quel manto rosso erano foglie o è qualcosa che si è tolto quando poi ha mangiato? Forse era roba che c'aveva nel pelo. Allora, questo lo chiamiamo Jammox? Sì, Ok, grandissimo Jammox. grazie. Jammox, vieni qui. Ecco, Ne servono due. due Jammox. E vedo due punti, quindi magari ne servono due. No, ne basta solo uno. Vedevo queste due parti blu. Pensavo ce ne volessero due, sì. Quindi anche con uno ce la facciamo. Allora, però vediamo un attimino qua dove continuare. Ok. Allora ragazzi, lui è Jammox. Presentatevi. Ciao ragazzi. Che però potremmo fare un piccolo falò. Eh sì, ragazzi, accendi un fuoco prima di riposarti. Trova due pezzi di legno per accendere il fuoco. Trova due pezzi di legno. Posso rompere questo? No. Avrebbe avuto senso. Ah, aspetta, aspetta, eccoli qua. Allora, uno. Ecco qua. E sono due. Ecco qua. A posto. Oh, comunque abbiamo già fatto un bel po' di strada. Ci fermiamo. Chiama i calicorni. Forse se ce n'era qualcuno sperso. Sì, per farli ritornare tutti qua vicini. Allora ragazzi, si va a dormire. Anche perché è inutile che usciamo fuori visto che c'è il temporale. No, A sto punto. riposiamo. Oh, attenzione. Questo è umanoide però. C'ha una falce nella morte?
È la divinità di queste creature, forse. Forse sì. Però non era tanto dall'aspetto No. invitante, capì? Ah, che Buonasera, meraviglia! Reghe. Ci è arrivato giusto in tempo. Il Il prossimo prossimo sarai sei tu. tu. A posto. Allora, poi capirai. Allora, È un tu piacere, mo segui il Regen. gioco e non ti preoccupare, capirai strada facendo. Noi stiamo portando queste creature in salvo. Ragazzi, fermi. Allora, Francescone da... Ma non li posso mettere io davanti. No, niente, fanno al modo loro. Va bene. Allora, al momento abbiamo Francescone, quello, Piero Pelù e Jammox. Per il resto tutto bene? Come stai, Brayten? Allora, ha finito di piovere. Quindi riusciamo anche a continuare il viaggio più tranquillamente. Allora. Ah, aspettate ragazzi, aspettate. Aspetta. Non è che vi posso dare pure un po' di cibo? Allora, adesso lo diamo al più anziano, a quello più cretino, che magari così mangiando Bravo. c'ha più forze. Tu che è A appena posto. tornato dalla vacanza, ti sei Come è divertito, andata? Brayten? Dici un po'. Lascia un like se ti è piaciuta la vacanza. Dandogli da mangiare, passano rosse senza colorazione. Questo che ha mangiato c'ha il pelo tutto colorato. Guarda, aspetta, vado a prendere il cibo pure per gli altri. Guarda, Ok, ha spolliciato, tutto a posto. perfetto, ha lasciato vai. Ma poi, con la ragazza ci hai parlato oppure no? Fusil? Noi ce lo siamo continuati a chiedere. Non mi dire che ti sei arreso, Regen, No, perché no, non è da te. almeno un ciao. Ciao, sono Regen 98. Ecco. Amico di Jammox, dicevi. Tu sai La... qualcosa, dice amico di Jammox, quello funziona. Pure se acchiappi la malavita, dici che sei amico mio. Ma... Allora, Ehi, aspetta un attimo. ehi, Ehi, colpo di scena? ehi, Regen. Ehi, Allora, innanzitutto non mentire per l'onore di questa persona, eh? Mi raccomando. Di la verità. Non fare il pusil e anche e l'anime. anche l'anima, esatto. Quindi raccontaci, Regen, come Dopo ti sei Selvaggia non approcciato. mentire, Regen non mentire. Regen fusillanime. No, ma vogliamo sapere i dettagli però, Regen, è che eri un po' demotivato, quindi se l'hai Cioè è passato da 0 fusilata, a 100, è che passato. cosa hai fatto per conquistarla, Ecco, qual è Regen? stato il tuo approccio? Come è andato il tutto? Dici che hai tirato fuori il cazzo. No, quello penso dopo. Quello penso Prima, dopo. prima, No, prima no. no, prima no? Le varie fasi sono quelle, Ah, non conoscenza e posso? poi quello. No, No, quello quello non c'è entrato in mezzo all'improvviso, no, sarebbe stata un'altra situazione lì. dicevo io, no, quello no, poi quello bastardo. Allora, tu sei colorato, Piero Pelù, manchi solo tu. Allora, Pisolino abbiamo fatto, la pioggia se n'è andata, avete anche mangiato, ricominciamo a camminare. Non ho fatto quasi niente, festa di un'amica in comune. Ah, hai avuto culo allora, va bene. Va bene, l'importante è aver portato a casa l'obiettivo. Conta che comunque, così come ti dicevamo, parlaci che non succede niente di male, l'hai fatto ad una festa parlato e non è successo niente di male. Quindi potevi farlo anche a prescindere dalla festa. Siamo fieri di te, L'importante Regen, è aver appreso questa lezione e aver pisellato. e poi aver pisellato, quello sicuramente. Allora ragazzi, andiamo di qua. Come faccio? Quella non mi rivolge la parola, poi ritorna dopo 2 o 3 settimane pisellata. Sì, ma speravo fosse più simpatica. Va bene, non è necessario Vabbè, che parli. magari l'hai conosciuta un attimo in un contesto particolare, non ha avuto modo di esprimersi al meglio, però Certo, visto che c'è un minimo anche di affinità a quanto pare, spero che le concederai un'altra possibilità, magari ti ricredi ed è molto più simpatica di quello che pensi. magari la piselli di nuovo, anche un'opzione.
Allora, noi stiamo continuando ad andare. No, ci sono uscito un ok. bel... Ah, ok. Ok. No, ok, allora se hai già fatto più prove, E allora nata. hai visto, però... Ok, l'importante è che tu, ecco, se non hai intenzione di continuare con lei, glielo dici tranquillamente. Parla solo di cazzate gossip, ok, allora forse non è esattamente un target. Vorresti qualcuno un pochettino più impegnato, mettiamola così. Un po' più stimolante. Ok, vabbè, l'importante è che glielo dici, comunque se non ne vuoi più sapere niente, che non la continui a frequentare solo per pisellare, ecco, mettiamola così. Iniziamo ad essere pure noi uomini un pochettino più gentiluomini nel vero senso della parola. Anche perché già ci sono troppi canali femministi in giro che rompono i coglioni. Cerchiamo di non dargli materiale così la smettono e siamo tutti un pochettino più tranquilli. Io sono un buono, cioè questa è la cosa importante. L'importante è dire la verità e la sincerità, sempre. Ancora noi. Siete usciti? Vi siete divertiti? Hai spisellato? Va bene. Però se non c'è voglia di continuare senza che vi prendete per il Fondels, dobbiamo andare di qua. Poi si continua a cercare quella giusta, se si cerca bene, prima o poi arriva. Forse. Ecco, bisogna passare in mezzo alla foresta di persone poco raccomandabili e che non hanno capito un cazzo più e più volte. Però poi alla fine si riesce ad arrivare all'obiettivo. Anche perché ti metti con qualcuno che poi si creano problemi, no? Reagan è il divorzio, è il casino, i problemi. Ma non è meglio perdere un pochettino di tempo all'inizio per cercare e trovare una persona giusta e poi dopo non si ha più nessun tipo di problema? Ma questo è il nuovo titolo di quello di The Journey. Non ricordo, dico la verità, mi è uscito sul Game Pass un paio di giorni fa e lo volevo provare perché è estremamente rilassante e carino come titolo. Forse sì, magari può essere lo stesso. Allora ragazzi, vi siete un pochettino fermati perché siete nell'erba alta, però va bene. Ma io dove sto? Io qual ero? Tu sei questo medio? Questo qua, aspetta, fermi. Allora, questo sei tu. Sì. Questo è Francescone. Sì. Questo è Piero Pelù. E questo è quello. Sì, ma dobbiamo trovare Reagan. Questo è il motivo per cui sono single da tanti anni. È comprensibile. Questo è il motivo per cui molti di noi sono single da molti anni. Però va bene così. Si deve un pochettino fare un po' di audizioni, mettiamola così, perché poi molte persone, ecco, molte ragazze, visto che noi siamo uomini a cui piacciono le donne, bisogna un attimino fare un attimino di controlli e capire davvero com'è l'altra persona, perché sempre più persone sono diventate brave a mettersi una bella maschera, ci sta insieme un paio di anni e poi all'improvviso sdangt. Allora sinceramente, ma anche no, grazie. Sono sempre l'ultimo degli idioti, però se uno deve avere una relazione, deve mettere su famiglia e quant'altro, trovando una persona con cui sta davvero bene. Se ci si deve accontentare solo per fare la scappellata e la spisellata, meglio un paio di spisellate in meno, ma più tranquillità negli anni a venire. Sì, quello credo ormai anche va bene ragazzi. Non abbiamo problemi, assolutamente. Ragazzi, non ci molesta. Per noi l'importante sono le persone, poi qualunque cosa siate all'interno e all'esterno, cioè personalmente pure Gianmarco frega proprio minimamente. Guardate che quello non è esattamente una bella persona. Quello poi è un pezzo di merda per altri motivi. Però ecco, la radice. L'essere o omosessuale come intendeva Reagan, o metti qualunque altra cosa esistente sulla faccia della terra, non comprometti il fatto che quello potrebbe essere struzzo o non struzzo e lui sceglie di essere struzzo. Se quello è il problema, questa è una scelta che esula da alcune cose. Questo non
diciamo non è cioè un ragazzo speciale, dai, un ragazzo speciale. Cioè siamo nel 2025 ancora che mettiamo etichette alle persone già alla primissima occhiata per qualunque cosa solo in base ad una minima caratteristica. No, Va bene. noi per fortuna. Ecco qua, abbiamo trovato Regen. A posto. Vai Regen, guardalo, già è attivo. Già si è attivato Regen. Guardalo. È un cornuto di qualità. Il più forte. Vieni qua Regen. Vieni qua. Vieni qua. Regen. Eccolo qua. È proprio lui. A posto. Guarda che belle cornine muschiate che ha. Guardalo. Ecco qua, a posto. Il più forte. A posto. Non andare vicino a Francesco. No, vi infetta. Ma perché quando tutti vanno vicino a Francesco ogni volta? Mannaggia la miseria. Forse vogliono la penna. Allora, ragazzi, abbiamo trovato un altro amichetto. Mi raccomando, siamo in 5. Stiamo diventando sempre di più. Ok. No, ma guarda, a me dà fastidio la maleducazione e il non rispetto degli altri. Poi, chi comunica, chi ha azioni, chi fa gesti nei miei confronti, non vedo minimamente quello che c'è fuori o quello che provano a dirmi, perché poi ti lascio immaginare, lo sappiamo, sono in giro e ci sono molti video ormai che ci hanno dato dimostrazione di questi esemplari che vagano per il mondo. Sì, queste creature mitologiche. Dove in base al fatto di essere o donna o altro o di un partito politico o Regen che regala la sub a quello, un plot twist. Grazie mille Regen. Ma perché a quello voi tutti quanti al pusillanime? Vabbè, troppo gentile, veramente. Va bene, grazie mille Regen. Sei veramente sempre il migliore. Ma vedi tu se quello dopo torna e si trova pure la sabbia. Ci sono questi avvistamenti di persone, Giamade, che fanno ragionamenti assurdi. Io ho visto un video oggi. Allora, sono video americani quelli che sto vedendo ultimamente, però alcune cose le ho trovate anche dette in italiano, sia nei contesti che in quello che si voleva esprimere, mettiamola così. Il ragionamento di una ragazza che ho visto oggi è stato: allora, noi possiamo migliorare il mondo, lei urlava per dire questa cosa, facendo una semplice cosa. Allora, noi prendiamo gli immigrati di reati violenti che sono in carcere e li facciamo uscire fuori. Devono stare liberi. Sono liberi. Cittadino di una determinata nazione, qualunque, commette un reato, va in carcere. L'immigrato no. Deve uscire dal carcere. Ora, se uno incontra una persona che in maniera così convinta, serio, io poi se volete sti video che trovo ve li posso far vedere online, e quelli sono quelli che inizieremo a vedere dalle prossime settimane. Conosci una persona e ti fa un ragionamento del genere, ma tu che cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? No, neanche fucilati in libertà. Allora, Regen, io ti posso dare in esclusiva oggi, con un totale pazzo e lunatico, la soluzione per risolvere tutti i problemi dell'umanità. La puoi anche clippare, la puoi far diventare virale, perché sinceramente arrivata a sto punto non gli interessa più niente, visto che non c'è tranquillità per nessuno. Qui c'è un mega caprone. Salve. Sembrava quello che abbiamo visto quando siamo andati a dormire. No, salve. Francesco, vieni qua. Vieni, ragazzi, datemi una mano. Oh, grazie, Va bene. Allora serve del cibo. Allora, quando sono rossi è perché stanno morendo. Ok. Serve del cibo. Allora, salviamo prima lui. Questo è muschiato, sì. Questo con i mocchi. Ed è un altro grosso. No. Chi è adesso lui?
Allora, lui è uno grosso. Lui è Gabri. No, allora, io devo andare in base al mio istinto, devo Vai. dire il primo nome che mi è venuto in mente. E chi è? Questo è Mercury. Dottor Questo è Mercury. Mercury, questo è il dottor Mercury, sì. Dottor Mercury. Vabbè, che sta andando a parlare con Francesco, no? Questo crossover non è buono. Questa è una di quelle puntate di Black Mirror che non Sì. vorresti vedere. No, Sarebbe un no, attimino strana. no, preferirei non no. Allora, dicevo, il segreto per risolvere l'umanità, vuoi sapere qual è? Dimmelo. Diciamo, si dovrebbe trovare il modo, in maniera non violenta, Ok? civile e cordiale, Mm. di fare in modo che persone che abbiano un certo tipo di ragionamenti e che utilizzano il cervello in un certo modo Sì. non mettano su famiglia. Devono essere un attimino Quella è una lasciati a cosa sé. buona. Lasciati a sé. Non con cattiveria, no, ti devi dare una fucilata, no, ti auguro di passare un guaio. No, il mondo è così grande, ragazzi, ci sono altre persone. Lasciamo che queste zattere e queste zavorre si affossino da sole. Non gli diamo risalto online, non gli diamo soddisfazione, non abbassiamoci le braghe solo perché bisogna spisellare a destra e a sinistra. No, se cercate ci sono persone con cui si spisella meglio, si vive meglio e si sta un attimino tutti per bene. Così evitiamo che persone che molto probabilmente, forse, chi lo sa, niente contro sta ragazza che ho visto nel video, ma è il concetto più che altro. Persone che forse non sapranno fare i genitori, non metteranno a mondo dei ragazzi che poi creeranno problemi e che faranno tornare il tutto sempre alla stessa identica situazione. Molto bene. Quindi se non interrompiamo sta ruota in un certo modo, nessuno che deve morire, nessuno che deve avere problemi, solo lasciamo a loro ste persone. Noi dobbiamo imparare ad essere bravi a non farcelo mettere in quel posto e farci fregare. Antidoppio. Quindi si incontra la ragazza che dice: senti, a me fa piacere se il gentiluomo paga alla prima uscita. Uno valuta in base alla persona e se è qualcosa il pensiero ce lo fa. Molte volte l'ho fatto e continuo a farlo tranquillamente, ma dipende sempre dalla persona. Quella che dice devi portarmi nel ristorante di lusso 5 stelle per il primo appuntamento, la Suca. risposta è una sola. Suca. No? Sì? Suca. No, non c'è proprio una risposta tipo suca. Ecco, poi ognuno la può fare personalizzata. Cioè, in base al Bravo. proprio livello di prendere per il culo questa persona. Ma lo scopo di questo gioco qual è? Allora, noi ci siamo svegliati sotto un ponte. Abbiamo trovato la prima creatura. Siamo usciti da una città. Il problema è che arrivando di fronte a un manifesto di questi animali con lo sfondo di una montagna, l'immagine è cambiata e ci hanno mostrato un paesaggio, una specie di ponte con vari animali della loro specie sopra e diciamo ci hanno chiesto di essere portati lì. Noi stiamo andando e stiamo facendo sto viaggio. Gli ho offerto un panino post stadio da Ginny Lutuzzoni, ma anche quello va bene. Ma va benissimo qualunque posto per sedersi e conoscere una persona. Quindi tutte quelle scisci, mettiamola così, e noi il McDonald's, no, è da poveracci, il primo appuntamento in porti lì. Ciao. Voi ci andate allo stesso il McDonald's, vi mangiate qualcosa e vi divertite molto più di quello che pensavate di fare. Allora, qui ci possiamo riposare. Però questo è un attimino un luogo particolare, Giamma. A me no. Sì, ci sono delle statue con delle cornone e ricordano molto sti animali. Qui c'è un murales. Ecco, qui mo potrebbe darci un pochettino di trama. Allora, il legno, quello per che vieni dietro una continuazione? C'ho quello che mi segue. Quello
E che cazzo, poi Questo mo chi è? Questo è Mercury. Ok. Allora iniziamo a mettere un attimino la legna qui. Allora, noi adesso possiamo sederci qui. Ok, quindi mo dovrebbe darci un'altra cutscene e farci capire qualche altra cosa, ok. C'è quello che ti passa davanti e ti Francesco. camminava addosso? Francesco. Lui è. Porca la miseria. Allora, vediamo mo che succede. Ok, c'è il capo caprone che ha portato tutti in questa strada. No, c'era una cosa molto brutta alla fine, Jamox, non l'hai vista? Era un brutto uccellaccio con una brutta faccia. Allora, con queste statue è possibile fare qualcosa? Ok, un altro tipo di frutto. Frutto o fruttole? Posso darlo a loro? No, ok, ho preso un oggetto e lo posso agganciare ad alcuni di loro. Ok, sono dei collezionabili delle cose per ottenere forse un vero finale o quant'altro? Allora, esploriamo un attimino la zona. Qui c'è dell'altro. Allora, vediamo un attimino. Tu non lo puoi avere. Ok, questo a te. C'è dell'altro. C'è un po' di frutta. C'è una zona dove non possiamo andare. Ok, qui ce n'è un altro. Allora, tu non puoi avere niente. Tu sei piccino. Decora Regen. Vai, Regen. Regen, sei bellissimo. Guarda come sei bello. A posto. Oh, ce n'è un altro. Ce ne sono altri due. No, no! C'è un uccellone. Ma c'è una super... Oh, che cazzo sta succedendo? Ok, quindi sta zona ci protegge. Ok. Quindi sto uccellone volante è il nostro nemico. Giurato. Come Sì. Luca. Luca giurato. Allora, ce n'è uno che si è ferito giustamente, che è stato attaccato. Però... fa riprendere. Allora. Allora, tu che sei quello che ha le corna più grosse, io per te il nome ce l'ho, che è un nome che non abbiamo ancora utilizzato, già, ma sì, sì. Vai. Anche lui deve esserci come nome. Lui è Protolo. Lui è Protolo. A posto. Ok, dobbiamo stare attenti all'uccellone.
Allora, aspettate un attimo, metto un attimo pausa che devo fare una cosa, 5 minuti e torno. Tanto ci abbiamo un'altra oretta, sì. Siamo andati in tempo comunque, per scusate però di ricarica. Ma fortunatamente ho preso l'abitudine di vedere ogni Hai avuto una grande tempistica. Allora, vediamo un attimino davanti che cosa c'è. Non ci sono belle incisioni su sti muri, Ma voi quindi siete creature mistiche e incantate? Mistiche incantate. Sì, c'hanno una bella storia dietro, però ce n'erano un paio in mezzo ad una città così. Goliardici. Allora, non so dove stiamo andando a finire. Fermi, ecco. No, non dobbiamo fare casino. Fermi. Io mi metto dietro Regen, così sto bello tranquillo. Allora, lui adesso si è attivato e non ne devo urtare un altro. Fermi. Che lui è sul chi va là. Piano. Un po' di qua. Un po' di qua. Piano con tranquillità. Mamma quando sei bello. Fermi. Allora, questa è una zona brutta. Fermi. Ci sono le spine qui. Allora, destra o sinistra? Destra. Regen, dove andiamo? Rotolo, stai con gli altri. Non iniziare a fare di testa tua. Destra. Ok.
Andiamo a destra di qua. No, piano piano ragazzi. Oh, che bella stradina. Ah, la tauromachia. Bello sto pezzo. Sì. Questo era bello, devo dire la verità. Ok. Di qua siamo riusciti a passare. Allora, la zona non è delle migliori, però stiamo riuscendo a passare senza problemi finora. Che cos'è laggiù? Sarà forse Fausto Leali? Non credo. Ho chiesto, No, non credo proprio. ma io ho chiesto. È No, ma forse tu un hai crimine? fatto benissimo a Mi chiedere. stai forse accusando di qualcosa? Assolutamente no. Tu ce l'hai con me solo perché sono nero. Non credo. Io il mio sogno è essere un rapper. Va bene. Perché stai ridendo del mio sogno? Dimmelo adesso perché ridi del mio sogno. Io non Scusa, tu posso hai un essere... sogno? Impegnati e portalo fino al termine. Tu mi stai giudicando nel tuo silenzio. No, io sto cercando di capire cos'era quella cosa gigantesca che Non era è un apparsa qua problema, davanti. ma tu perché Ah, dici ah, che nel faccio, mio non è un sogno devo problema. essere un rapper? Ma ti ho detto, non puoi fare il rapper. MC Jam. Va bene. Ti piace? Ti posso prestare il microfono, incidi qualche canzone, la facciamo passare sulle live, vediamo un attimino. Reagan, tu che ne pensi del mio sogno? Mentre il pascolo va in mezzo all'oscurità. Durante la live all'improvviso facciamo il momento Jammox e ascoltiamo un pezzo di Gianmarco in stile rap. Poi se vi piace io continuo a farveli avere, non ci stanno Nel problemi. primo pezzo già c'è il titolo. Primo titolo? Lo vuoi sapere? Sì, ma Faccio assolutamente, un guarda. reveal in diretta. Diciamo è un omaggio, un omaggio. Un presente. Si chiama Anna Eh? and Frank. Diciamo Madonna mia, per quanto non dimmelo l'ha te. preso. Per quanto non l'ha preso. Comunque a me piaceva comunque. Ok, Anna a e tutti voi Frank. del 2000. Mani in alto, esattamente. Vabbè, insomma, fai il primo pezzo e appena ce l'hai pronto lo trasmettiamo in live senza problemi. Grazie. E non discriminare mai più il mio sogno. Ma come? Ti sto mettendo pure le live a disposizione, ti Tu sto mi stai discriminando. giudicando, non credi nel mio essere un rapper. No, no, Io ci sono mancherebbe. 50 Cent. Ma non esagerare, cioè, parti dal basso e poi sali a certi livelli. No, dal basso però. Massimo puoi fare 6-5 centesimi tu al massimo. Proprio Io così, sono 2 cents. ok, 2 va e 3 bene. quarti per gli amici. Senza resto. Senza resto, Ecco, assolutamente. abbiamo anche il nome da rapper. 2 centesimi senza resto. No, 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 fermi ragazzi. Fermi ragazzi che qua c'è l'uccellone, Fermi, fermi. Voi dovete andare un po' di qua. Un po' di qua tranquillamente. Fermi. Fermi. Ecco, ma dovete andare di qua. No, 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 no. Questa è brutta situazione, Gianmarco. Perché lui si è mosso? Ma sono io questo? No, questo è... Quello è Protolo. Protolo. Come nella vita vera. Tanto è colpa tua, tu c'era questo nome. Mannaccia la miseria, Che li fai mannaccia. cazzi tu la prossima Allora, volta? ragazzi, di qua. Piano, piano. Molto piano. Fermi. Fermi tutti. Fermi tutti. Un pochino di qua. Fermi. Ora andate di qua. Fermi, 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 fermi tutti. Andate di qua. Ok, a posto.
però gioco. Se vado addosso a questi, uccellone me magna, però di qua c'è una strada. Di qua c'è una strada. Ragazzi, andate un attimo. No, ehi, di qua. Di qua. Di qua. Perché c'è una strada qua dietro. Allora, dove usciamo adesso? Usciremo mai da questa foresta prima o poi? Ho detto no. Enzo. Non ci gioco. Oh, inizia ad esserci un po' di sole. Aspetta che forse stiamo uscendo. Vai ragazzi, correte. Oh, che bello. Oh là. Ah, qui già va un attimino meglio. Oh, guarda che bel paesaggio. Ah, incontaminato proprio. Beh ragazzi, correte. Oh, mo invece di preoccuparci, spine, uccelloni e quant'altro, correte liberi. Vedete quella foresta da dietro? Ok. Abbiamo passato una gran brutta zona. Ma di certo non saranno solo quelli i pericoli che proveranno a farci fuori. Assolutamente no. Ma Usciranno i nostri eroi a penso proprio di sì. Lo scopriremo nelle Oh, prossime abbiamo tirato su una squadra fortissima. Sì. Cioè sono le migliori menti dello Stato. No, minchia. Questa è una menzogna. E abbiamo anche Piero Pelù che oltre a essere intelligente sa anche cantare, quindi c'è anche il plus. Sì. Certamente. Poi c'è Francescone, vabbè, non si possono avere tutte le fortune, però sta collaborando bene finora, quindi. Sì. No, allora ragazzi, non di qua. Andate di qua. Ok, questo è un grande lago salato. Di taglia colossale. Sì. Forse volevi dire mare. Allora. Grazie. Grazie, quello. Okay. Questo è quello. Questo è quello. E quello è questo. Vaffanculo pure tu. Allora. Traghetto sta arrivando. Sembra un lago abbastanza tranquillo. Noi con i laghi abbiamo sempre un pochettino di paura dopo episodi precedenti pure con Alan Wake, però qua sembra tutto a posto. Qua sembra tutto tranquillo. Ok, aspetta. Devono darmi una mano loro a far rientrare il tutto. Vai. A posto. Allora, ci siete tutti? Qualcuno è rimasto indietro? No. Ok. Così ci siamo persi quello nella foresta. Allora facciamo un check. Allora, salite tutti sulla barca, facciamo il check e poi partiamo. Forza. Ehi. Non ce la fa col peso, lo dico. Può essere non ce la fa col peso, dai. Forse devi fare due viaggi. Come devi salire qua? No, dovrebbero un attimo avanzare loro. No, ma ce la fanno a salire tutti, solo che non si muovono. Ragazzi.
No, voi non volete salire, ok. Io qua non posso salire perché non si attiva il prompt. Allora bisogna fare qualcos'altro. Così, Mm. quello davanti a tutto è uno nuovo. Questo. Ah, questo qua. Che cazzo Ah, l'aveva visto? no, non Figa? ci avevo fatto caso neanche io. Lui è un membro nuovo. E questo mo che minchia è? Stava sul battello, sul traghetto. Questo è Gabri. Questo è Gabri, dai Gabri è bellino, ci Che sta. tu non sai dove stava all'improvviso, prende e ti appare davanti. A posto. Vabbè. Ragazzi, scusate, non ci avevamo fatto caso. Allora, siamo tutti più uno. Sì. Allora, Francescone c'è, quello c'è. Piero Pelù c'è ed è ribelle. Piero Pelù è ribelle contro di noi. Giamox è amorevole. Sono amorevole. Regen niente. Mercury è audace. Protolo fai i cazzi dei suoi. Sempre. E Gabri è amorevole. Ok. Vabbè. No, Piero Pelù. Dov'è Piero Pelù? Dai, Piero. Piero. Ok, aspetta, quando ci siamo mossi da qua. Piero, abbiamo già fatto questo discorso. Non puoi andare in tournée da solo. Già te l'abbiamo spiegato. Ci andiamo tutti insieme, portiamo gli strumenti, Devi portiamo tutto con calmare, calma. Piero. Non si vede manco più la città, tanto che ci siamo già allontanati un bel po'. Colonia, così. Allora, viaggio tranquillo, tutto sereno, dobbiamo solo attraversare, se non dobbiamo... È una leva, quindi fa tutto da solo. Cosa potrà mai accadere? Niente. Che sta salendo la nebbia? Forse. Inizia a non vedersi niente. Anche. L'acqua sta iniziando un attimino. C'è qualcosa là in fondo. Allora c'era qualcosa là davanti. Ok, le presenze ci sono. Più che altro qua siamo arrivati e c'è la nebbia, quindi adesso dobbiamo portare il pascolo con la nebbia. Benissimo. Finirà benissimo sta situazione. Beh, bene, bene. Allora, prossimo albero da frutta. Insomma, facciamo Forse devo dire albero da fruttol. ecco qua, carezziamo un pochino tutti. A Mercury, un po' a Piero Pelù. Per non piacere vederlo. Un po' a quello. Accarezza bene quello, dai. C'è anche Regen. C'è Gabri. C'è Protolo. Protolo lo riconosco subito perché è l'unico che continua a muoversi una continuazione. Sta sempre in movimento. Vabbè. Poi c'è Protolo. Ah no, lui è Protolo, là su due cornoni grossi. Forse ero io l'altro. E anche un po' a Francescone. Vedi qua, Francescone. Non mi devi toccare. Non mi... A posto. Io non voglio essere toccato. Allora, c'è qualcos'altro in giro? Cibo per loro, niente. Assolutamente no. Ok, ragazzi, allora. Vamos. Vamos solo che c'è la nebbia. Quindi un attimino di attenzione.
Ok, siamo arrivati ai piedi della montagna comunque, Alle falde del Kilimangiaro. Più o meno sì. Oh, cazzo cazzato. Ok, ma possiamo correre un pochino. Museo. Ok ragazzi, di qua. No, chi è che ha dato la testata contro sti cosi? Ok ragazzi, con calma, tranquillità. Andiamo un attimino di qua. No, di là non volete andare? Ah, ok, ok. Ci andate? C'è qualcosa qua vicino. Tieni premuto RT. Ok, stanno facendo qualcosa. Attiva pittura. Ok. Ed è l'immagine che abbiamo visto all'inizio. Sì. Ok, quindi siamo sulla strada giusta. Ok, ce n'è un altro di là. Zitti tutti che c'è un po' di lore e ci sono delle informazioni. Franco Califano? Ok, il prossimo lo chiamiamo Franco Califano. No, vabbè, Penso che ne usciranno ancora, sì, 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 vedo che il greggio comunque abbia un limite, Allora, ma credo sia magari una... aspetta. boh, magari 15. Comunque siamo sulla strada giusta. Sì, Ok, spingi, spingi, bravissimo. Ecco spinga qua. signora, spinga. Allora ragazzi, forza. No, non so voi, ma c'è un po' di nebbia. Silent Hill. Manca anche un Pierluigi, è vero? manca un Ragazzi, Luigi. fermi, 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 fermi tutti. Questo qua lo diamo a te. No, sbagliato ragazzi, scusatemi. Ok, pontile, bello tranquillo. Però questo stile, con ste pietre così, è un attimino un bel po' particolare. Allora, non riusciamo a vedere neanche la città da dove siamo partiti. Allora, forse è quella? Forse è quello? Comunque siamo andati un bel po' lontani, Allora, vediamo di qua. È tutto troppo tranquillo. Difatti, lo stavo dicendo, ragazzi. Ragazzi. Allora, che nessuno cada giù perché sennò qua... Andiamo a finire in una brutta situazione. Dai, su. Cerchiamo di arrivare tutti alla fine del gioco. Tutti integri. Tutti sani, tutti felici. No, raga, calma. No, si è fatto male uno. No. Mo' l'abbiamo detto 2 secondi fa. Sta cadendo giù. Sta cadendo giù. Credo che potrebbero aiutare pure gli altri, che cazzo. Non pensavo si facesse così male. Ok, ragazzi. Andiamo avanti. Forse posso attivarle prima io quelle zone così cadono e loro non si fanno male. Allora, aspettate. Allora, dobbiamo trovare un po' di cibo per il ferito.
Ok, fermi un attimo. Possiamo andare sia di qua come strada che di qua. Ok, Regen, dove andiamo? Stradina piccola a sinistra che sembra cattiva o strada con luce salitona? Ok, salitona sia. Saratoga? Dobbiamo trovare assolutamente del cibo. Caso mai vedete qualche fonte di cibo e non ci faccio caso, avvisatemi subito e la recuperiamo. Allora, non andate vicino ai bordi. Meglio passare dall'erba alta qui, metterci un pochino di più, che rischiare di beccarci un'altra trappola lì. Ok, c'è un'altra bella salitona. Dobbiamo trovare gli alberelli dove c'è il cibo per loro e dandogli del cibo guariscono. Aspetta, mo li fermiamo un attimo qui, vediamo se per caso esplorando un po' così si trova qualcosa. Tanto loro non dovrebbero muoversi da lì. No, in teoria se li blocchi dovrebbero restare proprio là. No, di qua si continua. Dobbiamo arrivare al prossimo checkpoint per trovare un po' di cibo. La cosa importante da capire è che se posso attivare un attimino io le trappole camminandoci sopra, e quella si è attivata la trappola, c'è stata l'animazione del blocco che scendeva e uno si è fatto male, ma era lontano comunque dal bordo. Qua dobbiamo andarci sì col turbo. Vai. Vai che ce ne abbiamo ancora. Ma penso che a breve una piantina uscirà. Fermi, fermi, fermi. Eccola qua. Allora. Naturalmente si è fatto male Protolo, chi altri poteva mai farsi male? Poteva mai essere diversa la cosa? A posto. Allora. Ok, voi fermi qua e non vi muovete, vediamo quanto ce n'è di cibo. Ragazzi, allora aspettate. Protolo, te ne do anche un altro. Ragazzi, fate una cortesia così non andiamo avanti e indietro 50.000 volte. Fermatevi qua. Ecco qua, così facciamo subito. Allora, tu stai bene. Piero Pelù mangia. Tu ce l'hai. Jamox mangia anche tu. Poi c'era quello che ancora non aveva mangiato. Gli altri sono colorati, ma se ne diamo uno che ha già un attimino di colore in più. Certo, sti scemi potrebbero... No, ma loro sono creature mistiche, non sono abituati a mangiare, li diamo a mangiare noi, non ti preoccupare, ci stanno facendo vivere una bella avventura, dai. Sì. Però se si fermano qui vicino, ecco, 2 secondi e li facciamo mangiare noi tranquillamente. Se vi mettete oltre la vallata, momento. Ok, avete solo uno stadio di colore così per il momento, possiamo andare. Allora, a livello stilistico e nel mettere in modo
certe scene, minchia, tanto di cappello allo studio che ha fatto effettivamente, sto gioco, effettivamente sembra un po' un gioco che potrebbe essere veramente piccolo. No, vabbè, no, quello. Penso non gli si possa dire praticamente niente. Il gioco sta andando anche a 60 fissi senza nessun tipo di problema. Allora aspetta, però là sopra c'è qualcosa, aspetta. Ragazzi, fermi. Andate un attimo di qua. Virata. È che noi mo stiamo uscendo da là, però magari qui sopra potrebbe esserci qualcosa. C'è qualcosa qui? Assolutamente no. Ok. Fermi. Allora, ora facciamo una bella corsa verso il basso. Un po' giorno, un po' sì. No, ma è carino proprio come titolo. L'avevo già addocchiato dai trailer, poi è uscito sul Game Pass, ho detto perché no a sto punto. Sia lodato il Game Pass, sempre sia lodato, soprattutto per far conoscere un certo tipo di titoli. Lo penso dobbiamo andare di là. Qui in mezzo non mi convince assolutamente. Allora, penso dobbiamo andare di qua. Allora, un po' più centrali. Ok. Allora, venite di qua, voglio vedere se c'è qualcosa lì vicino. Ok, fermi qua. Faccio prima ad arrivare un attimino io qua. Difatti c'è un altro oggettino per loro. Allora, questo lo diamo a te. Ok, possiamo scendere. Ok, vediamo di arrivare al prossimo accampamento. Ci mettiamo qualche video sotto e facciamo passare un'altra mezz'oretta e anche per oggi abbiamo fatto. La pagnotta ce la siamo guadagnata. Vai così. Da tanto che non c'è un accampamento alla fine. Però questo sembra un posto importante. C'è signorina, stavolta l'ho vista. Che cosa sei tu? Che cosa sei tu che sparisci una continuazione? Ce n'è un altro qua. Ce n'è un altro qua. Ce n'è un altro qua. Vai quello.
Salve. Allora, vediamo un po'. Questo è Pierluigi. Questo sì, è Pierluigi. E c'ha anche l'oggettino qua a portata di mano. Ok. Allora, Pierluigi, vieni qua. Dammi un attimo una manina. Ok, ragazzi, fate amicizia tutti, mi raccomando. Allora, ora dobbiamo capire un attimino. No, lì c'è qualcosa da poter fare, ma come si arriva là? Come si fa a far alzare sto coso? Aspetta, forse da qua. Ok. Qualcosa ho fatto. Ma non so che cosa. Non so se lo devo fare anche da qualche altra parte, ma qualcosa io qua l'ho fatta. Ti alzi in automatico? No. Di qua non si può andare. C'è qualche quadra che non cosa. Ragazzi, che è successo? No, di qua non vogliono andare, che da qua è dove stavo venendo prima. Ok, quindi dobbiamo andare per forza di qua. Follow the route. Allora, aspetta, voglio riagganciarli un attimo. Ok, allora, ne arriviamo qua. Ne abbiamo preso il passaggio qui. Sono montoni del sud, non gli piace la nebbia. Eppure questo è possibile. Forse devo fare qualcos'altro qua vicino? O ce ne sono altri qua sotto? No, di qua non posso scendere. Di qua altri non ce ne sono. Dei bikers. Possibile, sì. A Passati sto dei punto. centauri. Vabbè. Forse hanno comprato il pezzo nuovo oggi e volevano testare se funzionava. Sì. Non lo so. Però manda a fare così, che non arrabbiamoci No, con i non è bikers. piaciuto. Non è piaciuto. Ma sono bikers. Allora, non è che se li faccio andare di qua in automatico succede qualcosa. Perché quella zona lì di sicuro è di là che dobbiamo passare. O dovete entrare tutti qua dentro? Dove cazzo è il mio caprone? Ci sei quello, non ti preoccupare. Ci sei anche tu. E che cazzo dobbiamo fare adesso? Perdonatemi. Allora, non ci sono altri oggetti qui. Ecco, bravo. L'educazione innanzitutto. Attivando quel coso, io qui comunque non posso scendere. Indietro non possiamo andare. Ecco, come mai mi hai droppato una sub?
perché Reagan è una persona molto di dal cuore quello. puro e sincero. E aiuta anche i meno fortunati, perché ti odio. Ah, boh, se vi odiate e fate ste cose va Ma bene. che senso ha? Vabbè, lascia sta, ognuno dimostra l'amore in un certo modo. Ho capito. Voi di qua non entrate. No, no, aspetta, di qua entrate. Vai, vai. Vai ragazzi. Ok, una volta tutti qui, cantiamo l'Ave Maria. Che cosa vogliamo fare, ragazzi? No, canta l'Ave Maria. Io qua sto coso l'ho attivato, ma non c'è stato nessun tipo di cambiamento. Ragazzi, provate ad uscire. Noi siamo arrivati qua. Siamo entrati e abbiamo sbloccato il nuovo esserino qui. Qui però qualcosa si illumina. Aspetta, aspetta, aspetta. Si illumina di giallo come nella zona di prima. A meno che non c'è... Ok, ok, aspetta, 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 aspetta. Capito. Ok, hanno trovato pure un accordo tra gentiluomini, a posto. Assolutamente. Allora, uscite fuori di qua. Uscite fuori di qua, di qua. Senza cadere giù, di qua. Ecco qua. Dovevano arrivare qui. La strada è giusta e dobbiamo entrare nel grande albero. Grande albero. Allora, ragazzi, possiamo andare di qua. Grandi muffloni dorati. Sì, è perché ho iniziato proprio a vedere sto fatto che come prima si era attivata la loro pelliccia con quella tipologia di giallo. Quindi ho detto, aspetta, forse c'è qualche muro qua vicino. Fortunatamente tutto è bene ciò che finisce bene. Allora, io intanto attivo cose. Metti che poi servono. Allora, difatti ce l'hanno di nuovo, però loro mo qui non possono fare niente. Dobbiamo un attimino salire prima noi. E c'è una persona con un pezzo di legno in mano, così come ce l'abbiamo noi, che sta guidando questi animali da qualche parte. Quindi siamo l'eroe delle leggende, ecco. Sì. Siamo il prescelto. Sei il prescelto, sì. Va bene. Lui stava pensando stamattina quando si era alzato, ma Voleva. chissà che giornata passerò visto che sono un senza tetto e quant'altro. No, sei diventato una... sei il prescelto, l'eletto, il number one, sei Beh, tu colui sai che nella deve pentola. essere nominato, quindi va bene anche così. Con questo punto qua proprio forse in Queste realtà, sono le quello. cose che sappiamo, quello. Abbiamo iniziato a camminare e stiamo trovando sti murales che ci danno delle informazioni. C'è qualcosa dietro queste creaturine, mettiamola così, solo che pian piano ce lo stanno facendo capire. Non ci sono dialoghi, non c'è niente. Però di cazzi già ne abbiamo presi un bel No, po'. Reagan non credo sia Eleonora Brigliatori, onestamente, non No, penso. no. Cioè sarebbe forse un po' strano, no? Magari direi Magari perché c'è no? qualche indizio che ti ha fatto credere sta cosa, ma ci hai ragionato su in maniera sbagliata. Però non crediamo sia questa la risposta. Allora c'è un altro affarino e lo diamo a te. A te.
Allora dai, dacci un fuocherello così possiamo pure switchare e ci vediamo qualcosina per far finire la giornata. Anche perché accampamenti davvero, l'ho già detto prima, ma è un bel po' che non ne abbiamo trovati, quindi un po' di riposo non ci farebbe male. Un leak che mi diede pupo. Va bene. Abbiamo di conoscenze al Washington. Vabbè, l'importante nella vita è avere le amicizie giuste. Noi siamo Chi messi conosce benissimo. Pupo? Chi sta? Salutacelo quando lo senti, Rege. Per finire in galera o al manicomio, noi siamo messi benissimo, Gianma. Benissimo. No, stiamo proprio a posto. Quello. Potevamo trovare degli amichetti che erano in un certo modo, sai, come tutte queste belle personcine che si dicono. No, personaggi particolari e astratti, belli, veri, sinceri, Vero. teste di cazzo. Vabbè, Però in senso positivo. No, in senso positivo. Bisogna essere ogni tanto anche un po' testa di cazzo. Poi che noi abbiamo dei maestri in questo è un altro discorso. Questa poi è un'altra cosa. Questa è una storia per un altro luogo. Ognuno è testa di cazzo a modo suo, ma è bello anche per questo. Pierluigi è enorme, sì, Pierluigi è mastodontico. È quello più grande finora. Un cazzo di Gundam. Allora, uccelloni e quant'altro. Sì, all'improvviso sbuca. Quando meno te lo aspetti, nel momento del bisogno, appare Pierluigi. Apparì una volta durante la run di Persona 4. Ci mettemmo, grazie a lui, ci mettemmo un'oretta per fare tutto. Ci diede indicazioni precise al millimetro, ci fece fare il persona più forte del gioco con l'abilità più assurda e distruttiva, con tanto di autoguarigione di tutto il party alla fine di ogni round. Non tutti i supereroi hanno un mantello, ecco. È entrato, ci ha detto fate questo, questo e questo, fatto, risolto in manco un'oretta. Purtroppo alcuni tentativi erano a fortuna e noi con la fortuna siamo un attimino limitati. Ma c'ha un comparto musicale e tecnico sto gioco di tutto rispetto, Questo è uno di quei giochini dove io gioco inizialmente sul Game Pass, vedo che mi piace, me lo metto nella lista di Steam. Quando scende un pochino il prezzo, io comunque i soldi glieli do, che preferisco dare pure 2 volte. Oh no, l'uccellaccio maledetto. Ma vaffanculo. A studi che fanno giochi così, i soldi preferisco darglieli anche 2-3 volte. Così magari si capisce che sono questi i videogiochi che vogliamo. Allora ragazzi, stiamo attenti perché c'è un cellone, Pianale 4 a dare indicazioni al tipo su PS5. Stessa cosa dopo il raid del signor Setti. Finale 4 a dare indicazioni al tipo su PS5. Ci siete tutti? Oh, aspetta. Toh. Allora, non avete ancora il turbo. Comunque, come li avete chiamati quei cosi? Allora, vi faccio vedere tutta la squadra. Prego. Questa è la squadra al gran completo. Finora, che comunque vista anche l'interfaccia qui, penso ne riusciamo a trovare ancora qualcun altro. Quindi se vi viene in mente qualche nome, alla prima occasione vediamo di utilizzarli. Avete letto o state ancora leggendo?
Ecco appunto. No. Non so leggere. Questo lo sapevamo, però non è un problema. Vedi le figure. Associa le lettere a qualcosa che ricordi. Piero Pelù è ribelle e non sappiamo per quale motivo. Eppure stiamo trattando bene tutti allo stesso modo. Allora. Ragazzi, io provo a far finta di niente, però fate finta che è un effetto sonoro del gioco. Non è che siamo arrivati quasi in cima alla montagna, quindi già sono partiti i festeggiamenti. Allora ragazzi, lontani dal bordo perché qua la situazione... Io faccio anche la... Ok, sì. Allora, dovrebbe essere tranquillo. Ok. Quello sculetta un botto quando cammina. Forse perché per il terreno, capì? Non è abituato. Allora, siamo riusciti ad arrivare un attimino in una zona più tranquilla. Allora, qui adesso serve lo sprint che se no non riuscite a salire. Fermi, 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 fermi. Fermi che qui c'è una trappola, fermi, fermi, fermi. Di qua. Madonna mia, l'ho vista alla fine. Una sub livello 2 video in privato. Di cosa? Oh, non ci dà un accampamento, niente. Rallentate, rallentate. Rallentate. Di qua. Video ricetta del godurioso di Ciccio Gamer. Dove chiedere un attimino se ci dà la ricetta così da poterla dire senza problemi, senza che finiamo in tribunale e quant'altro. O se no facciamo inventare una ricetta a Gianmarco, o me la invento io. No, poi dobbiamo pagare i diritti, capi casino? Ok. Va bene. Ne è arrivato uno di corsa e si è anche fatto male. E pertanto così non ho preso un burrone. Allora, questo qui adesso come lo chiamiamo? Peppino. Peppino? Peppino manca ancora. Peppino ci piace. Guarda com'è bello. Videoricetta del godurioso di Ciccio Gamer. Va Ho bene, detto dai. c'è un problema di copyright se non ci dà la ricetta, capito? Non mica possiamo rivelare la ricetta di Ciccio Gamer, dai. Facciamo una ricetta dei suoi video vecchi. Ah, ok, così sì. Bellissime. C'era il panino laido e corrotto di Ciccio Gamer 89, un grande, mi piaceva un sacco. Allora, questo è Peppino. Mo' qui c'è la zona un attimino dove non dobbiamo fare casino. Vediamo il primo checkpoint che ci dà. Allora ragazzi, siete in tanti, se andiamo con calma va tutto bene. Con calma, con calma. Fermi. Con la curva un attimino. Andate di qua. Quel pazzo scellerato gli stava andando addosso. Ok.
Allora, un pochino di qua, un pochino di qua. Fermi, fermi un attimo, fermi un attimo. Qualcuno solo che mi dà una mano? Che se non togliamo questo... Sì, abbiamo attivato il totem come c'era giù e col totem abbiamo visto che questi uccelli venivano respinti. Quindi ci siamo creati una zona sicura qua. Ok. E avevano occupato il nostro nido, mettiamola così. Ok. Sucate a sto punto. Grazie Gabri. Grazie mille. L'aviazione se ne è andata un attimo a fare in culo a sto punto. Per fortuna. Sono andati a fare un censimento. Allora, questo mo' la possibilità di fare un fuochino c'è. Allora, però possiamo salvare qui. Allora, così switchiamo e sono 05 e siamo anche tranquillamente in orario. Allora, ragazzi, datemi giusto 2 secondi che faccio tutti i cambi. Effettivamente un po' lo ricordano Reagan. Effettivamente somiglia al 2. 2. Ciù. Is meglio che 1. E quello, sì. Quella è una delle poche cose certe in alcune situazioni. Allora, a sto punto, un attimino che sistemo il tutto. Questi non si dovrebbero... Allora, datemi solo un attimo. Ok. Allora. Allora ragazzi, cosa vogliamo vedere? Dai, se avete qualcosa in testa... Io ho un aneddoto. Lei ha un aneddoto. Ok. Oggi... Aspetta che rimetto la chat perché sennò non leggiamo. Allora ragazzi, aneddoto. Oggi al lavoro la mia direttrice si era portata il figlio di 5 anni, tipo 5-6 anni, che aveva la Switch. Uno. La direttrice, quando avevo finito, ha fatto: già mamma, me lo vuoi guardare un po' tu, mi mettete a giocare un po' insieme? Certo, ovviamente. Essendo che, come ormai sapete, penso tutti i bambini di oggi molto intelligenti, io ho capito che non potevo fare il fratello maggiore di vabbè dai, ti lascio vincere. Ma come fai a lasciare vincere su Mario Kart 8 senza far notare che lo stai facendo apposta? Tu corri. Se vado a sbattere una continuazione è un po' sospetto. O prima della fine inizi a rallentare o sei passato avanti. Quindi Vabbè, Jammox, metti la chat così scrivono. Quindi Jammox ha fatto pensiero. Ha detto ok, Jammox allora giocare al 100% delle sue possibilità. Ok. Jammox attivare modalità competitiva. Ho fatto un circuito a Mario Kart. Secondo me ti ha fatto un poco così, secondo completo. me. Ho fatto la prima gara. Io sono arrivato primo. Lui è arrivato nono. Vabbè, ho detto dai, sarà stato questo qua ci ha bombardato. Così io facevo come se avessi perso anche io praticamente. Sì. Facevo 12 punti, 13 punti. La seconda cosa, primo, sesto. Ok, c'è stato un miglioramento. C'è stato un A un miglioramento. certo punto ho iniziato a cacciare le tattiche di Mario Kart che ho visto anche online, tipo quando ti lanciano il guscio blu di usare il clacson che lo distrugge. Oh! Non ci aveva mai pensato.
Oh, hai sconfitto! Visto? E iniziamo a driftare nel mentre. Vabbè. Qui, alla fine comunque ho finito la coppa, io ho 56 punti, il secondo stava tipo a 40, 38. Va bene. Poi prende 22. Un fratello ha fatto vincere, abbiamo vinto. Oh, a posto. Mi ha Abbiamo insegnato anche a lottare contro il guscio blu. A posto. Abbiamo giocato a Mario, quello là con l'elefante, Mario che si trasforma pure nell'elefante, come si chiama quell'ultimo? L'ultimo Wonder. Bravo, abbiamo giocato a quello, fatto Luigi, cose, certo, super capriola, e lui faceva, con Yoshi, lanciava, Quindi però si è tranquillizzato, potentissimo, però Jammox ha dovuto impartire una dura lezione. No, allora. Tutto cosa. No, ho staccato perché c'era un'anteprima con una ragazza un po' indecolata, quindi nel dubbio meglio togliere perché non si sa mai. Allora, scendiamo un po' di fail, vediamo un po', vediamo che si dice al mondo. Vediamo un attimino cosa fanno le persone mentre noi siamo qui. No, ci sono anche vari. Mi sono trovato un video italiano in una raccolta simile un paio di giorni fa, quindi stanno entrando pure un pochettino nel circuito. No, no. Eccolo! Là! Oh my god! Là! E là! E là! Guarda, sì. C'è mancato poco. Aglia. Però è volato. Questa era una scena di Final Destination, questa qua, sì. Sì. No, no. Mi sa che non ce l'ha fatta. Non ha funzionato. No. Non si mette là per alzare la macchina proprio. Tu non mi hai frenato proprio. Oh, l'ha preso proprio in pieno. Cioè, l'ha già visto 10 minuti prima, non l'hai visto tu. Si è rotto. Si è rotto. Crampo. Crampo. Ma era l'inizio. Crampo. Era l'avvio. Mi suona il piede. Allora, qui ci voglio andare anche io. Sì, sì. Pure io voglio andare qui dentro, però non così. Allora, ricapitoliamo un secondo. Allora, ricapitoliamo. Noi, ecco, come diceva Totò, l'arte va premiata, l'arte va vista e vista per bene soprattutto. Allora, lui riemerge adesso, risale, eccomi qua, torna su, allora, si rimette in postazione. Allora, intanto il mio occhio è caduto sull'altra persona presente nella scena. Sta con che cazzo sta facendo? Non lo so. Cosa sta facendo? Forse, aspetta, mi sa che è una fotocamera, forse vuole riprendere il tuffo che doveva essere qualcos'altro. Ok, sì. Credo però. Vediamo. Allora, lui si avvia, inizia a correre. Tutto a posto. Qui appoggia il piede a terra. No, qui già, qui è iniziato il problema. Sì, questo è il problema. Allora, è stato comunque fortunato perché con tutto quello che c'era intorno si poteva fare un bel po' male, però struscia, evita l'ostacolo ed entra in acqua. Il più forte. A posto. A posto. Si sarà scorticato, però... OOTN. Ucciso letteralmente. Più. Oh, vero? Non è successo. Io mi preparo. No. No, aspetta. Vabbè, ha preso semplicemente. Minchia, mamma mia. No, dico però con tanto spazio, giusto? Io penso andavo col piede so I always have to drive to the top of my driveway.
to come and pick them up. Fatto molto male. Salve. Am I gonna hit him? C'è l'orsetto Yogi. Quello se torna indietro incazzato è finita. Troppo forte. Tanto fumo, però troppo fumo. No. Palo. A posto. Vabbè. Eccolo qua il maestro. Eccoci qua. Ah, no. No. Ma questo è bellissimo. Allora. Ok, qua perde, affonda troppo le gambe, corpo in acqua, Però resiste. 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 Resiste un attimino. Addirittura Ce la fa. riesce a fare il silenzio. Guarda, è Chad. Guarda anche in camera e Sta sorride. sorridendo. Ce l'ho fatta. Guardatemi. Ce l'ho fatta. Aspetta, vedete come mi rialzo? Lui pensa di mettere le gambe in acqua. No, lui mette le gambe in acqua. Così da farsi Da e darsi un come piccolo all'inizio. slancio, sì. Certo. Non Solo che fa pensando alla... sparito. al Magia. Blastoise livello 80 che gli ha fatto idropompa. Ecco qua. Ed ecco qua. Magia. Non c'è più. A posto. Andato. Perché? I ain't got nothing for you. He smell No, like no, no. Dai, un pezzettino di I ain't pane. finna feed him now. No, Gianmarco, problema quello. Ehi. Ehi, pronto? You ready? You ready? You ready? Ma si è bucato pure cavallo. Il cavallo ha continuato a farsi i fatti suoi tranquillamente. Ora, Parte. aspetta, partiamo dall'inizio, le cose vanno fatte in maniera giusta e corretta. Allora, analizziamo tutta la clip. Allora, ecco qua. Posizione, tranquillo. Saluto, un omaggio al sole, lodare il sole sempre. Posizione di lancio backflip. Posizione perfetta, credo. Anche credo, sì, credo anch'io. Parte. Lancio all'indietro corretto, ma decide di non spingersi più a un certo No. punto e mollare. E andare dritto. Allora, il problema è che per come è caduto non si vede che c'è la gamba di quest'altro ragazzo No, davanti. si è rotto un po', secondo me. Ouch. Testa nella sabbia. Aglia. Aglia. Bellissimo. Eccolo qua. Pommete. Si è fatto malissimo. Questo l'ho fatto anche io, quindi va benissimo. You good? Aia, ok. No, You qua si good? poteva fare Questo a di più. Mergellina ti devo dire quante volte è accaduto? Quante volte ho visto persone cadere? No. 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 Cazzato il cavallo. No. Bambino no. Non va acqua. Wow, che cazzo è guaia. Wow, No. bambino, che combinate si addetta tutto. No, 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 no.
Minchia, un cecchino, Aspetta, così posso dire. aspetta un attimino, che questo è stato molto particolare. Colpo da maestro, potremmo dire. Allora, lui tira. Di coca? Tira un pallone. Tira un scusa, pallone. scusa. Allora, il pallone vola, Sì, va lì su, sì, colpisce la tegola, rimbalza, fa un paio di tocchettini. sì. Lui scende, la tegola, ecco la tegola che si è staccata, veniva da qui, È lei. dove ha preso il rimbalzo. Sì. Il pallone cade la tegola Che va a e finire va proprio giusto. sul vetro e si incastra. E il pallone si mette anche a posto. Ah no, pensavo entrasse dentro. Peccato, sarebbe stato il colpo di classe finale quello là, eh. Però complimenti, ottimo tiro. Whoa! Whoa! Okay, so show me. No, no. Oh, Dad. I'm sorry. Next family will make you take a bath too, London. I bet it will. I'll miss you. Coco will miss you. Oh my god! It almost killed me. Oh my god, Charlie. Are you okay? Wow, a flower! Ow! A flower! You ate it? Wow, a bush! Wow, a pine cone! I love pine. Ow! Don't whiff it, boy.
thinking? Oh my god. Ah. Ci senti adesso? Devo controllare sto fatto della connessione col microfono. Mo ci senti? È appena possibile, dovete riformattare il computer. Che però fino a poco fa si sentiva, è stato all'improvviso. Ok, Tenchu. When you're a certain size, you just can't order stuff offline. My Wakanda shirt came in. No. This is not a Wakanda. I don't know what this is, but I ordered a 3X, and they sent me a medium 0. No, mandala dietro, se poi hai ordinato il modello quello là ti devono mandare della grandezza che hai scelto. Cazzo, stavi andando benissimo. A posto. Genio. Genio. What was that? Vabbè, perché no? Perché no? No. Che hanno dei problemi col volo. No. Anche con la pesca, a quanto pare, sì. Okay. Vamos de bom dia. No. See, always takes off his shirt. Oh my god! Oh my god! Allora, capiamo un secondo. Allora. Lui parte. Lo slancio più che altro. Sì, si è perso forse un po'. Vabbè, lo si deve fare su. L'importante è che non si è fatto questo, poi minchia, in fronte gli è andato. Bah, io ormai Pesce, telefono, pesce, acqua, telefono, mano, tasca o altro. Poi vabbè, ognuno sceglie che fine fa di fare al proprio telefono. Brutto. Ok? Ah, cazzarola. Era quello là morbido, diciamo, Va bene.
Se per la Ferrari c'è un museo a Maranello, ce ne sono tantissimi, vai là e te le vedi tutte con calma. Oh, va bene. Cioè, sì, Oh, beata lui. va cioè. bene essere felici così per qualcosa, ma ok, una macchina di lusso si è rotto proprio direttamente. Ehi, piana, vicino al freno. Fatto tutto tu, bro. Va bene, però ha spento l'allarme, va benissimo. Con le braccia. Oh my god. Non si, non si No, riesce mai a niente. mantenerlo così. Però l'aveva preso, hai capito? Vabbè, all'aria. Capita, Sì. capita. Fortissimo tra l'altro. Va bene. No. No, lo zio. Guarda quanta cazzo di fanga ha preso. No. Ah, cazzarola, aglia. Perché? Ma era pure aperto. Ma... Questo devo conoscere. 2 al prezzo di 1. Forse doveva uscire diversamente. No. No, niente, lui è andato. È andato. Però di base ha funzionato. Vabbè. Oh, si è smontato tutto. Ok, bro c'è. Bro ha mollato. Ha proprio mollato. Ho quasi girignamma, però non è... Sì. Appunto. Ti sei fatto anche penso male, Broschi. Climbing with dry. Pensi? Ma no. Ma no. Ma no. Ma anche... È caduto pure proprio bello poi. Non vado in palestra, ma non penso che quell'esercizio vada fatto così. Yeah. Bravissimo. Complimenti. Veramente complimenti. Oh, no. Boh, però si è messo a posto da solo. Because I know you're about to send this thing through the back of the truck. All right. Boh, allora, Forse troppo. è 1-1 è andata sta situazione qua. Are you... Però aspetta, io una cosa non ho capito. Una roba da
trying to eat the ball. Yeah. Whoa! Whoa! Greetings, friends. We're doing a little Arnold. That's why you got 2 kids. Get the out of here. Du willst auch nicht. Hier rum. Oh, there we go. There we go. That's a big one. That's a big one. Okay. Push the car. Push the car. Ah, this doesn't work. Yeah, it does. Did you get on video? Yeah. All right, help me push it back up. Grab that one. Se lo stacco, no, riconosce la base collegata nella porta USB, però per qualche motivo all'improvviso non si vede l'audio. Grazie a quello Una cosa che non ha mai fatto, capito perché mo stanno però mo scherzando. stasera fa sta novità qua. Va bene, Il dottor Destino, va benissimo. colpa sua. Allora, a sto punto, visto che è anche orario, stacco e vedo un attimino domani Come si mette? di dare un'occhiata a questa situazione. Io forse o domani o dopodomani parto e sto via un paio di giorni, quindi state belli, tranquilli e sereni. Torneremo, Sempre. chi lo sa, chi lo sa. No, sempre torneremo, però il quando chi lo sa, sarà martedì, sarà mercoledì, sarà giovedì, sarà lunedì, non lo sappiamo ancora. Non si sa. Quindi nel frattempo buonanotte, voi bazzicate al solito orario, poi ci sono i mezzi per informarvi se sono in live, eccetera, ma lo sapete, non sono uno streamer serio, né No. di coerenza, né professionale, quindi ci arrangiamo alla bene e meglio. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Tani. Antani. Antani. Ciao. Trissetta. Safful.